Ciao a tutti, questo che state vedendo è il graziosissimo simulacro di Sant'Antonio Abate di Esterzeli. Sabato 17 gennaio 2026, 3 giorni fa, si sono svolti i festeggiamenti in suo onore. Secondo quanto riportato nel libro Santi venerati in Sardegna, che io amavo tanto leggere da bambina, l'avevo trovato a casa di mia nonna, lei me l'aveva regalato e io tutte le notti leggevo le storie di questi bellissimi santi o della Madonna, con i vari titoli con i quali viene festeggiata. È riportato che lui era morto nel 326 d.C., per cui sono ad oggi 1700 anni esatti. Io sono molto devota di questo santo perché sono stata battezzata in concomitanza dei suoi festeggiamenti. Fino al 2001 ad Esterzeli, la festa di Sant'Antonio Abate si svolgeva sempre il 16 gennaio. Dal 2001 questa festa si è spostata al sabato più vicino al 16 gennaio, in questo caso è stato il 17, per consentire alle persone che sono fuori di poter venire a partecipare e stare tutta la notte senza la preoccupazione di doversi alzare presto l'indomani per andare a lavorare. Insomma, questa è grosso modo la ragione, anche se ancora in tanti paesi della Sardegna questa festa non si è spostata, si è mantenuto il 16 e chi c'è, chi non può partecipare pazienza, però si è mantenuta l'antica tradizione che sicuramente si perde nella notte dei tempi e anche io spero che si torni a quel 16 gennaio e pazienza se non potranno essere in tantissimi a partecipare, ma questo è quello che penso io. Dal 2001 appunto questa festa essendo di sabato richiama un numero elevato di, non so se di fedeli sinceramente, ma sicuramente di curiosi che amano cenare in piazza. La cena viene offerta dal comitato e con la collaborazione, scusate, delle tantissime persone che amano condividere questo momento. E tra essi sicuramente ci sono i cacciatori e gli arrostitori. Te lo immaginavi lui che il paese ti avrebbe organizzato una festa del genere? No, io non la immaginavo, ma io la facevo in Sardegna da 39 anni. Ma il sessantesimo qui però. Il 60° qui. Il sessantesimo qui. Lì che fa un po' molti amici. Le voci che avete appena sentito sono rispettivamente di Mario Borboni, mio marito, e del maresciallo Davì. Come vedete Mario non indossa abiti da lavoro, perché è in convalescenza. Ciò nonostante è voluto esserci. Almeno per un paio d'ore ha voluto essere vicino alle persone che si stavano occupando della preparazione dell'arrosto, del fuoco, insomma di tutto ciò che ruota attorno a questa festa. Il maresciallo Davì invece merita uno spazio tutto suo perché da qualche anno vive a Sterzili. È una persona molto simpatica, di cricca, proprio di compagnia, ama condividere il suo tempo con le varie iniziative del paese e soprattutto il 17 gennaio, quindi il giorno, era anche il suo 60° compleanno e con il 17 gennaio è andato ufficialmente in pensione. 39 anni trascorsi in Sardegna, alcuni dei quali appunto a Esterzili e noi speriamo, come pare, che si stabilizzi proprio qua. Ci fa tanto piacere. Oltretutto ha donato 2 grandissime torte meravigliose. Colgo l'occasione per dirvi che le ha preparate una pasticcera, non erano opera mia, quindi ringrazio coloro che si sono complimentati, ma il merito non è mio. Le torte erano buonissime ed è stato un momento molto particolare quando sono state tagliate perché una delle due l'ha tagliata a Ovidio, guardate il video che ho realizzato apposta, in cui ha tagliato questa bellissima torta con un coltello serramanico, ma con un'impeccabile precisione, con classe. Dalla fine degli anni 90 sono i cinquantenni che si occupano di organizzare i festeggiamenti in onore del santo, ma sono veramente, come vi dicevo all'inizio del video, tantissime le persone che collaborano. Alcune sono proprio, come dire, hanno quasi una sorta di abbonamento, non possono mancare. Un appuntamento che per alcune persone è veramente imprescindibile e quasi tutti i comitati sono felici di condividere questo momento con chi si offre volontario.
C'è una bella macchina che si mette in moto, molto ben organizzata. Ci sono le persone che si occupano di preparare la carne arrosto, di procurarla, quindi carne di qualità. Quest'anno sono stati scelti i Zanzesargius, i maiali, quelli che stanno nella via di mezzo, non adulti e non piccoli. Poi ci sono i cacciatori che preparano il sugo e la carne in umido, che è sempre buonissima, sono davvero bravi. E poi c'è chi dà a disposizione i vari locali, chi si occupa di andare a portare la terra, fare il giro del paese per raccogliere la legna che puntualmente viene lasciata fuori dall'uscio di casa perché tutti vogliono partecipare alla creazione di questa catasta di legna che poi diventerà il falò di Sant'Antonio. Vi riporto un pochino indietro nel tempo, vi dicevo che io sono legata a questa festa perché sono stata battezzata in concomitanza con questi festeggiamenti, esattamente il 18 gennaio, per cui domenica, l'indomani, o meglio io ero già la notte, che è iniziato il 18 gennaio, erano i miei 50 anni dal battesimo. Ho festeggiato i miei primi 50 anni da battezzata e mia mamma aveva scelto quella data e raccontava sempre che il giorno del mio battesimo c'erano ancora i fuochi e vi spiego perché. Quando ero piccola il falò principale veniva allestito a Gineida e io avevo la fortuna di potermi godere tutte le fasi della preparazione e poi anche il momento in cui veniva acceso dalla finestrella di casa di Meme, comodamente seduta perché quella era una finestra bassa bassa, quello era veramente il centro storico, era la casa del mio trisavolo. E avevo anche parecchia paura del fuoco perché sono scampata a diversi incendi. Aveva bruciato il letto e ne sono venuta fuori indenne. Si era bruciata completamente la giacca la manica quindi di una mia giacca perché aveva preso fuoco una sedia vicino nel nostro caminetto, ne sono venuta indenne. Sono rimasta intrappolata in un bagno perché aveva preso fuoco la bombola e anche lì mi sono salvata. Per cui oltre al fatto che sono stata battezzata in suo onore, io sono grata a questo santo perché sono sicura che in tutte le occasioni ha fatto sì che non mi accadesse alcun danno. E ricordo benissimo che le persone che aiutavano a preparare il falò a un certo punto dicevano «Ed essendo Don Puddu, ed essendo Subredi!» E dal turibolo che veniva portato in processione, cioè il contenitore che veniva utilizzato per cospargere d'incenso, veniva prelevato il fuoco con il quale si accendeva la legna che poi dava vita al fuoco. Quindi quando ero piccola avveniva così. E questo ce lo ricordiamo bene tutti in famiglia. Poi Genida è stata asfaltata e a quel punto il fuoco non si poteva più fare. Alcune volte è stato creato quella sorta di piazzetta nel crocevia che conduce a casa di Pinerosa di Iana. E ricordo anche che sempre quando ero ragazza, ero piccola, oltre al fuoco di Geneida ne venivano realizzati altri e questa diciamo abitudine si è mantenuta per un po' di anni, per esempio a Cucureddu, a Fontanesusu, a Murtas, a Sagurve di Massusoli, a Tacu. Lì venivano organizzate magari delle cene nei locali privati, però aperti, come dire, si invitavano delle comitive, senza chiudere le porte, per cui se si avvicinava qualcuno era ben accetto, ma veniva portato il formaggio, salumi, dolci, l'acquavite immancabile, il vino, insomma anche lì venivano offerti dei prodotti tipici del nostro paese e non solo. Poi i ragazzini sono diventati sempre meno e negli ultimi anni erano stati loro a continuare a creare questi falò, come dire, secondari, più piccoli. E adesso da qualche anno è rimasto soltanto questo della piazza principale e vengono allestiti i tavoli sotto il comune, da una parte nella parte bassa del comune, quella adiacente alla piazza, da una parte è completamente chiuso con le vetrate, dall'altra parte invece viene chiuso per l'occasione in modo che le persone possano stare al caldo e
ci sono stati degli anni e in più vengono anche apparecchiati dei tavoli in alcuni locali adiacenti alla piazza perché arrivano appunto moltissime persone. C'è stato un anno in particolare, nel 2011, quando il comitato era la classe 1961, che sono stati apparecchiati circa 450 posti. Erano oltre 420 di sicuro, ce lo ricordiamo bene, e arrivavano i tavoli a metà della piazza. Questo perché quel comitato era molto numeroso e quindi i familiari, gli amici di ogni persona del comitato sono arrivati ed erano davvero in tanti, oltre al fatto che c'erano anche dei ragazzi che avevano partecipato a una maratona che era stata organizzata proprio lo stesso giorno del falò. Normalmente la messa viene celebrata il 17 e siccome quest'anno erano in concomitanza, combaciavano, coincidevano, la messa era in onore di Sant'Antonio e poi subito dopo la messa è partita la processione con gli stendardi che dopo qualche anno di assenza ha ripreso a percorrere i 3 giri attorno al fuoco, che ai Sterzili non si può chiamare tradizione perché lo stesso fuoco è di recente istituzione, ma nei paesi del centro Sardegna dove questa tradizione appunto è secolare, la processione percorre sì i 3 giri attorno al falò, poi ognuno ha la sua usanza, c'è chi accende prima il fuoco, c'è chi invece prima fa benedire la legna e poi accende. Quest'anno prima è passata la processione, poi hanno acceso il falò, il sacerdote ha benedetto e infine le 4 persone che tenevano in spalla il simulacro hanno percorso un ulteriore giro e poi si è rientrati in chiesa. È stato offerto un rinfresco alla fine della Santa Messa e poi con della musica si è ballato in piazza e nel mentre c'erano appunto tutte le squadre che si occupavano di sistemare i tavoli, di cucinare l'arrosto, di preparare la pasta asciutta, che a detta di chi l'ha mangiata era buonissima, gustosissima, tutto cibo di qualità. E poi c'erano tutti i doni, ci sono delle persone che hanno regalato i mandarini, alcuni sono arrivati con i liquori, con la grappa. Per me personalmente è stata un'esperienza, come dire, speciale, perché nel comitato fanno parte del comitato alcune mie specialissime amiche come Daniela Vargiu, Luisa Basilico, Patrizia Onnis e poi sarebbe stato del comitato anche Raffaele Serra, che era mio cugino di secondo grado, è volato via da tanto tempo, ma tutti noi ce lo portiamo nel cuore. Lui era un amante delle feste, quindi sicuramente avrebbe collaborato intensamente alla preparazione di questo falò. Tra i membri del comitato ci sarebbe stato anche Mauro Serra, che ricorderete in tanti. Purtroppo è stato vittima di un fulmine esattamente 20 anni fa. La mamma ha voluto essere presente con degli squisitissimi dolci che ha offerto e spero non le dispiaccia che io lo sto raccontando. C'era Giancarlo, suo fratello, e quindi abbiamo avuto occasione più di una volta di parlare di Mauro, che io non ricordo, ma ricordo benissimo la tragedia che purtroppo ha colpito questa famiglia. E a loro va il nostro pensiero. La pioggia è stata parte, come dire, ha preso la scena più di una volta perché ha piovuto in diversi momenti, però tutto sommato è stata una bella serata. Le persone erano tantissime, anche molto contente. Poi la serata è andata avanti per tante ore tra balli improvvisati e canti. Le immagini che avete visto raccontano un po', sono come dire il riassunto di questa lunghissima serata, ma ci sono anche delle immagini del giorno precedente, di quando hanno iniziato a preparare il luogo dove avrebbero poi cucinato. Vi ringrazio per aver visto il video e soprattutto ringrazio il comitato per avermi regalato una serata bellissima. Grazie comitato classe 1976. A Trusannus con saluti. E a tutti voi, a Sibirisanus.